perdere a capo. Venite appresso a me che andiamo a preparare insieme. Andiamo che vi faccio vedere la pulizia del gamberone come va fatta prima di andare a fare la bisca e poi andiamo con la ricetta. Togliamogli le teste, conserviamo, sgusciamo e gli andiamo a togliere il budello centrale. Gli altri tre gli facciamo uno spacco centrale così, andiamo a togliere il filo, serviranno come decorazione. Gli togliamo gli occhi, se no la nostra bisca viene amara. Giro d'olio, generoso, invece di chiuso. Grammi di prezzemolo, facciamo un po' imbiondire l'aglio. Quando soffrigge andiamo a mettere i nostri gamberi. Andiamo a rompere tutti con una spatolina, in modo da far uscire tutti i loro sapori dalle teste. E questo è il segreto della mia bisca perfetta. A casa mia io la sfumo con un goccio di vino bianco. Una volta evaporato l'alcol, andiamo a fargli fare uno shock termico con del ghiaccio. Un po' d'acqua ghiacciata. Una volta che è arrivato a bollore, 20 minuti e spegniamo. E andiamo a frullare col mini pimmer. Concentrato di pomodoro. Non fu un colpo di fulmine, fu una cosa più dolce. I paccher, uno vicino al lato, parevano i braccia mica volevano a stringere. I gamberi rosa si sono sciolti in datiella, come se è sciolto il cuore mi piesse. E il pistacchio, un tocco verde, come a speranza, e quando capisce che questa è la femmina della vita tua. Avete pigliato carta e penna? Perché qua con questa ricetta la cita una figura proprio che là alto livello. Queste cose qua non tutti ve le fanno vedere, io vi faccio vedere tutto. Così la faccio uguale, va giù. Riaccendiamo sotto i gamberi, andiamo a fargli fare un bagnetto con la loro bisca. Ce ne conserviamo solo un po'. Intanto che bolle l'acqua ci andiamo a tritare i nostri gamberi e il prezzemolo. Quando si mettette a tavola, non parlai, sorrise, e i capetti che non era solo un piatto, ma un giuramento. Ogni volta che prepara, mi guarda ancora come se fosse la prima volta. E caliamo i paccheri. Mettiamo i nostri gamberi che ci serviranno per la decorazione. Bischi in pentola. Gli diamo 3 minuti di cottura in acqua, altri 3 li andiamo a completare in padella. Ecco il profumo, mamma mia. Guarda che stiamo a mare. Ci aggiungiamo un messolino di acqua di cottura. Guardate che crema, va giù. E non ci aggiungiamo ancora il pistacchio. Crema di pistacchio. Gamberi tritati messi alla fine. Un altro goccino di acqua di cottura. Guardate che va giù. Così col calore dei paccheri si cuocerà un po' il gambero che abbiamo tritato. Mamma mia. E che se cava sposo proprio, vedete che fidanzata San Valentino.